Buongiorno, siamo a una nuova giornata di interviste dalla Fiera di Santa Lucia. Oggi è giornata di grandi presenze, è una fiera internazionale, una fiera che portiamo avanti da tantissimi anni. Oggi abbiamo l'onore di avere due persone che vengono a parlarci di aziende che hanno investito nel mondo dell'innovazione tecnologica e tecnica del comparto agricolo. Abbiamo Fausto dall'Armellina, sperimentatore e promotore del sistema dell'azienda Aqualive, e Marica De Pollo, referente di Cocitec. Buongiorno. Volevo farle una domanda. Allora, quali sono le innovazioni che lei propone per questo settore? Qual è la sua idea nuova che porta nel comparto agricolo? Diciamo che più che un'idea è sicuramente ormai un stato di fatto, perché è 8 anni che facciamo la sperimentazione e adesso siamo in grado di proporla al mondo agricolo. Si tratta di uno strumento che è capace di captare i fotoni e poi trasformarli in elettroni e quindi caricare l'acqua di energia bovis e di elettroni. Cosa succede? Parlare di fisica quantistica è un argomento un po' complesso, proviamo a renderlo facile. Dai. Esatto, è un po' complesso. Diciamo che gli esperimenti che abbiamo fatto sia nel settore degli allevamenti che nel settore viticolo sono stati e sono estremamente interessanti. Per esempio, faccio 2 esempi per far capire. Nelle vacche da latte, per esempio, nel giro di un mese diminuisce il 50% le cellule somatiche, le vacche non si ammalano più se bevono quest'acqua, ovviamente. Poi succede che la mastite viene azzerata, l'azoto, l'ammoniaca diminuisce del 40% nelle deiezioni e quindi tutta una serie di vantaggi. Ma noi stiamo scommettendo sulla viticoltura. Perché tutti gli esperimenti che abbiamo fatto ci portano proprio Ma quanti anni di esperimento? 8 anni. 8 anni, sia nel comparto... È da 8 anni che faccio l'esperimentazione, adesso siamo pronti per proporci al mercato e la stiamo proponendo a destra e a sinistra perché abbiamo i risultati. È stata brevettata la macchina da poco tempo, adesso abbiamo la certificazione del Ministero della Sanità. Comunque sul settore viticolo, se viene usata quest'acqua come base, nel giro di un anno cicalina, tignola e la famiglia di ragneti spariscono dal vigneto perché non accettano la vibrazione dell'acqua. Mentre se usata come base per quanto riguarda i trattamenti contro la pronospera, si può diminuire tranquillamente il 50% del principio attivo dei prodotti chimici che abitualmente si usano, perché quest'acqua riesce a penetrare nelle cellule in maniera molto più profonda e quindi salvaguardia il vigneto. Quest'anno addirittura... Quindi voi avete delle sperimentazioni che già vi hanno dato questi ottimi risultati? Non so se posso dire i nomi delle aziende no, in cui hanno fatto, però per esempio abbiamo un'azienda a Cornuda che da 3 anni sta facendo la sperimentazione e quest'anno siamo riusciti a salvare il prodotto, che non era un anno facile, solo facendo 5 trattamenti, uno a maggio e 4 a giugno, con 400 grammi di poltiglia bordolese su 10 ettari di grano. Quindi arriviamo su un momento particolare. Infatti questo è un momento in cui si sta fortemente insistendo sulla pericolosità di certe cose, perché questo viene in aiuto all'ambiente. Certamente sì, noi siamo arrivati sul momento giusto, penso, perché proponiamo ai viticoltori di poter andare incontro e a ridurre l'impatto ambientale in maniera notevole e quindi dare anche una risposta all'intera collettività. E questa macchina è prodotta in Italia? Una macchina che... Sì. È prodotta a Vazzola, fatalmente, quindi è molto qua vicina, anche se l'ispiratore, lo scienziato ideatore era veneto, da Padova, e questo purtroppo è morto e ci ha lasciato in eredità questa tecnologia che noi abbiamo fatto nostra. Giustamente, una cosa che funziona si deve tenere per sé. Ho scommesso su questa e ho messo i soldi che avevo, quindi... Ma è una macchina che ha dimensioni grandi? No, pesa circa 60 kg. È trasportabile, la macchina agisce per induzione magnetica, ci vengono messi degli amplificatori, l'acqua passa attraverso gli amplificatori e tutta l'acqua di là, che ne passi 1 litro, che ne passi 1 milione di litri, viene tutta informata. E questa è già sul mercato? Certamente sì, noi la stiamo proponendo. Quindi Aqualive è la prima volta che si propone o già da quanti anni è che avete iniziato? No. Noi abbiamo iniziato all'inizio di quest'anno. Quindi è il primo anno. È il primo anno e l'abbiamo, è una cosa nuova,
quindi ho approfittato delle conoscenze che avevo nel mondo agricolo per convincere alcuni miei colleghi a sperimentare. E voi avete un sito internet, qualcosa nella quale le persone possono informarsi meglio o ancora no? A gennaio. A gennaio. Perché abbiamo atteso di abbrevetarla e abbiamo atteso di certificarla. Ah, quindi volete avere tutte le carte in regola prima di partire con la promozione. Bene, esatto, dai. Esatto. Allora, questo intanto è un aiuto in più che viene dato all'ambiente, perché comunque noi, le nostre innovazioni devono andare sicuramente nel rispetto dell'ambiente. Ma guardi, io sono convinto che questa è una novità che cambierà la situazione di questa area che sappiamo che è molto... E poi è un'area dove la convergenza agricola è enorme. No, viticola più che agricola, è proprio viticola perché ormai hanno messo vigneti dappertutto e quindi diamo una risposta significativa. Siamo disponibili a fare incontri, dibattiti, riunioni per spiegare tecnicamente come funziona e per dare l'esito dei risultati che abbiamo ottenuto. Ci sono cantine importanti che l'hanno usata. Quindi sono soddisfatti di questo? Diciamo che ho scelto nel territorio le aziende più visibili e quindi questi sono dei testimoni importanti per me. Benissimo. Certo. E poi abbiamo Marica De Pollo che è referente della Cocitec. Intanto raccontaci chi siete. Allora, innanzitutto è un piacere per noi poter essere qui, per poterci presentare e poter presentare questa nuova realtà alla fiera e a tutti. Perché noi siamo una startup innovativa basata sulla ricerca e l'innovazione attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi inerenti appunto al campo dell'agricoltura. Siamo dotati di un moderno laboratorio grazie al quale riusciamo a effettuare differenti tipologie di analisi sia in ambito enologico che ambientale. Effettuiamo analisi chimico-fisiche infatti su vino, birra e distillati, sui suoli e anche poi una diagnostica fogliare. Attraverso l'analisi di macro e microelementi andiamo a fare un'analisi appunto dello stato nutrizionale delle piante al fine di valutare effettivamente come stanno e vedere se è necessario effettuare degli apporti, ci sono delle carenze oppure degli eccessi di qualche nutriente. Effettuiamo anche un altro servizio di analisi che è l'analisi chimico-fisica e microbiologica sulle acque, sia di acquedotto che anche di pozzi privati e di sorgenti. E abbiamo anche in azienda da noi una cantina sperimentale grazie alla quale riusciamo a effettuare delle prove di microvinificazione a richiesta del cliente. Quindi riusciamo a fare delle prove sperimentali sia in scala di laboratorio, quindi direttamente in laboratorio su qualche litro, ma poi anche grazie a questa cantina diversi ettolitri. In base alle richieste del cliente possiamo fare delle differenti prove di microvinificazione sia su tipologie differenti di vinificazione che sull'utilizzo di differenti prodotti di vinificazione quali per esempio i lieviti, i nutrimenti, coadiuvanti e stabilizzanti. E voi siete nel territorio dove si trova la vostra azienda? La nostra azienda è a San Vendemiano in via Treviso, nella zona industriale di San Vendemiano. È una start-up, quindi siamo... È iniziata da poco? Nel 2013, siamo aperti insomma, nel 2013. Avete già una buona 3 anni di vita, insomma. Dai, sì, abbiamo già instaurato molte collaborazioni. Buon rapporto col territorio. Esatto, collaborazioni sia nazionali che internazionali. Perché collaboriamo sia con delle università, per esempio l'Università di Padova e anche l'Università del Brasile, ma anche con delle realtà internazionali quali per esempio la Renaissance East, che è una grossa azienda leader produttrice di lieviti, che è un'azienda canadese, per la quale offriamo a loro sia il servizio di consulenza che di ricerca applicata e da quest'anno anche siamo referenti per la commercializzazione di lieviti in Italia e anche in Europa. Insomma siete Quindi, una startup molto... siamo una startup giovane, siamo tutti giovani, anche i soci fondatori sono Marco Lucchetta e Pier Emilio Garbellotto, sono anche loro due giovani amici prima di tutto che poi hanno deciso di intraprendere questa strada, ma insomma ci stiamo dando da fare molto bene, devo dire che
non è male. In questa fiera abbiamo presentato anche un nuovo prodotto, che approfitto per presentarlo anche qui, che si chiama Biopresidium, che è un fertilizzante organico che è completamente di origine naturale, quindi privo di prodotti di sintesi, ed è composto da una miscela di estratti vegetali e da alghe, che oltre ad andare a nutrire e a rinforzare le difese delle piante, abbiamo visto che insieme all'Università di Padova, con la quale abbiamo collaborato, è anche un antibotritico, quindi ha la funzione di difendere dalla botrite. Sono stati fatti diversi studi sia sulle piante da vite, ma non solo, anche sulle orticole e sulle piante da frutto. Quindi l'avete ben sperimentato, insomma. Finalmente stiamo in fase di finitura per la registrazione come fertilizzante organico, perché poi all'interno della comunità c'è tutto un iter molto lungo da seguire, però finalmente siamo alla fase finale, il più è fatto e quindi dall'inizio del prossimo anno inizierà a entrare in commercio e quindi insomma lo abbiamo anche portato in questa fiera. Ecco. Bene, dai, allora. Posso dire Certo. Voglio sottolineare il fatto che con la Cogitech e noi siamo sullo stesso stand e non a caso. Quindi abbiamo una forte Assolutamente. collaborazione dove loro, essendo un istituto di analisi, fanno tutte le analisi e quindi lavoriamo insieme per arrivare a quell'obiettivo. Può arrivare in sinergia a grandi risultati. Esatto, noi offriamo a loro appunto la parte di... Anche perché comunque dico l'obiettivo e l'intento è lo stesso, certo. No? Assolutamente, di portare innovazione, esatto. ricerca e innovazione in questo paese e non solo, anche in... Che poi è entusiasmante in un momento storico un po' triste vedere che comunque ci sono delle aziende, delle persone che hanno ancora voglia di investire e di innovare e di investire nel nostro territorio. Allora il nostro spazio è terminato, io vi ringrazio per aver raccontato la vostra bellissima esperienza e a presto, grazie e buona giornata. Arrivederci, grazie a voi.